Posso dire una roba che magari farà incazzare qualcuno? Se perde forza vuol dire che è artificiale. Ragionateci sopra. Perché un virus in natura non perde forza con questa velocità. Se perde forza, probabilmente potrebbe essere allora un virus artificiale. Commenta così il governatore del Veneto rispondendo alle domande dei cronisti l'affermazione di un ricercatore lombardo secondo il quale il virus starebbe perdendo forza. Zaia affronta la questione precisando che si tratta della sua opinione, non di scienziato. Sono le temperature, sono il virus che è un virus che si è spompato, magari se ne va definitivamente, non abbiamo neanche la recidiva autunnale, magari. Però effettivamente io, non, se volete che vi dica la mia personale opinione, ma non di scienziato, io sono d'accordo con questo scienziato. Ma in queste ore è ancora il tema delle riaperture delle attività commerciali ed artigianali a tenere con il fiato sospeso gli imprenditori ed il presidente della regione si fa portavoce delle istanze interpretando la richiesta al governo di date certe e protocolli certi. È fondamentale che lo si dica ai cittadini. Non possiamo il 17 sera o il 18 dire le parrucchiere e i ristoranti, i bar o le attività commerciali aprono domani mattina, perché non funziona così. Allora veramente appello che faccio io, che si apra, ma in maniera ovviamente programmata, in maniera tale che tutti noi ci sappiamo organizzare. Spero poi che le linee guida siano ragionevoli, che non ci sia qualcuno che applica la sua vena creativa per complicare la vita ai cittadini. La messa in sicurezza è una roba seria, ma deve passare anche a un livello di sostenibilità. Leggo da qualche parte che qualcuno parla di mettere un tavolo ogni 4 metri. Se lo mette a casa sua il tavolo ogni 4 metri, ma non in un ristorante, vuol dire chiudere tutti i ristoranti. Zaia si aspetta che a ora il Presidente del Consiglio comunichi le decisioni del governo e pubblichi il nuovo decreto. Se poi vuole un consiglio, io farei un bel decreto, un bel DPCM e dice un articolo solo. Si delegano le regioni a fronte della presentazione di un piano alle riaperture. Punto. Finito l'articolo. Infine, ancora un appello ai veneti sull'uso delle mascherine dopo che gli sono giunte tantissime foto di cittadini che non indossano il dispositivo. Io parteggio per i veneti, sono colui che pensa che si debba riaprire, lo dobbiamo fare in sicurezza, dobbiamo convivere con questa fase importante, però se abbiamo una ricaduta, è ricaduta purtroppo per tutti, non per pochi. Cioè bisogna richiudere e sarebbe una tragedia dal punto di vista economico, perché vorrebbe dire richiudere tutte le attività.